E ci sei tu, e ci sei tu, e ci sei tu, in questa notte a farmi compagnia. Io non vorrei dormire più. E ci sei tu, tra i miei sogni ci sei sempre tu. Io non vorrei svegliarmi più. E ci sei tu. Ci sei tu. 18.03, siamo in diretta, Radio Italia anni 60, Roma 100.5 in FM. L'appuntamento è quello del mercoledì con E ci sei tu, le canzoni del cuore, ma prima di iniziare con i due ospiti che sono qui con me andiamo con il primo brano. L'amore vero è un fiore raro che se lo cerchi non ti troverà. L'amore vero, se non è amore vero, cos'altro è se non amore per sé? E sì, ci sta. Facciamo all'amore un'altra volta ciò che non gli abbiamo fatto mai. È lui la causa di tutti i problemi, della crisi e dei nostri guai. Facciamogli capire con amore cosa comporta amare troppo. Fermiamolo, arrestiamolo e buttiamo via la chiave della vita in castità. L'amore vero è un fiore raro che se lo cerchi non ti troverà. L'amore vero, se non è amore vero, cos'altro è se non amore per sé? Eh sì, ci sta. Facciamo all'amore tutto quello che vorrebbe fosse fatto a noi. Combinazioni, scambi e fusioni, confusioni senza noia. Spingiamolo a tradire, fare in mezzo al mare atti osceni senza amore. Facciamo all'amore quelle cose condivise senza divise, in libertà. L'amore vero non è populista, ma è popolare all'unanimità. L'amore vero, quando è amore vero, dall'illusione della felicità. L'amore vero è un fiore raro che se lo cerchi non ti troverà. L'amore vero, se non è amore vero, cos'altro è se non amore per sé? La 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 la. L'amore vero, quando è amore vero, dall'illusione della felicità, felicità. Torniamo in diretta, sono le 18.06, Radio Italia anni 60 e ci sei tu, le canzoni del cuore. Oggi non abbiamo con noi il padrone di casa Vincenzo Capua e cara mia Gio, che adesso ti presento, neanche il mio chitarrista abituale, un mio fedele musicista che sta tornando addirittura dal Garda, dove ieri sera era per una serata musicale. Ma lo studio è pieno perché il brano che avete sentito non è del decennio che oggi andiamo a curare in qualche modo, che è quello dal 1980 al 1989, ma bensì è un brano appena uscito, abbastanza recente diciamo, e a suonarlo e a cantarlo e a scriverlo è Marco Ondiro, che è qui con noi. Buonasera Marco. Buonasera Marco, sì, per gli amici Marco per quindi gli amici, per voi assolutamente Marco. Allora Marco, parlaci un attimino sia di questo brano ma anche un pochino del progetto che c'è
intorno a questo singolo, alle altre cose? Guarda, ti voglio dire, in realtà secondo me capita anche molto bene nella puntata di oggi, perché la sonorità che abbiamo scelto per il brano è proprio una sorta di misto tra un fritto misto tra gli anni 80 e la contemporaneità, è un po' anche il folk, la musica popolare del sud Italia soprattutto, che è quella che mi appartiene per le mie origini. La più bella. E che tu poi hai davanti a te... non cominciamo a fare i campanilisti. È la verità. Hai una napoletana davanti, quindi io ho il sud bene o male, anche quando non facciamo la puntata dedicata a Napoli o a Roma, è sempre vicino a noi. Sudici hai oggi. Il sud è sempre, sta sempre con noi, il sud. Allora, mentre il nostro Rick, che salutiamo e ringraziamo perché Riccardo Lodi è parte fondamentale di tutta la programmazione pomeridiana e quindi anche perché io nostra, come bambini mi sbrodolo, faccio è venuto qui, tutto tranne quello che dovrei fare. Sistema il microfono a te, fa quello. Grande Rick, grazie sempre per la collaborazione. Quindi dicevamo, questa canzone fa parte di un album che è il tuo primo album o il tuo secondo album? Raccontaci un po', vogliamo capire un po' le tue origini. Vi racconto tutto. Il progetto Marcondiro è nato nel 2011 con un disco che si chiama Spettatore con 4T, volutamente perché è una crasi, all'epoca mi piacevano le crasi, quindi la definizione di spettatore è semplicemente l'attore è spettatore della propria vita o di ciò che fa, che è un po' il mondo in cui viviamo, quello che aveva prodotto Andy Warhol in tempi non sospetti. La proiezione di noi stessi, no? In qualche modo. Guardi. Ed è l'incipit della trilogia sull'essere umani, che è proseguita poi nel 2015 con Homo, ovvero l'evo mediatico in forma canzone, è un'altra esplorazione dell'essere umani, e infine la terza parte, che arriverà prossimamente tra un periodo indefinito tra l'autunno e l'inverno, vedrà sicuramente l'amore vero e tante altre canzoni di amore vero. Sicuramente è tornata la mezza stagione. Sì, no, ma la cosa molto bella, lo dico per tutti quelli che ci ascoltano e che però non ci stanno seguendo, invece chi ci sta seguendo in streaming lo può vedere, che Marco racconta queste cose estremamente intelligenti, ma lo fa in un modo che praticamente a me porta al sorriso, ma non un sorriso di presa in giro, bada bene Marco, un sorriso di ammirazione, perché lo fa con una leggerezza, con evidentemente lui, volandoci sopra. Questa è una cosa molto bella. Possiamo già dire, io è la prima volta che vedo Marco, lui lo può confermare, non ci siamo mai né visti né sentiti prima. Lo confermo. Io posso dire che almeno a livello di personalità è una personalità, insomma, che spicca, che c'è, che è lui, non assomiglia a nessuno di quelli almeno che mi vengono in mente di questo panorama. Però esiste sicuramente un background. La nostra Giada Sarno, da quando vuole fare le dirette Facebook, non so io, c'ho 50 anni, fatemi fare la cinquantenne, fa delle confusioni enormi. Allora, Marcondiro mi fa oggi un piccolo favore, perché comunque ha un background anche lui, e quindi comunque ha degli artisti che lo hanno segnato, ispirato, no? Sì. Dei maestri, quindi, direi. E quindi siccome andiamo a fare oggi un decennio che è quello dal 1980 al 1989, adesso io vorrei che Marco ci facesse un primo omaggio direttamente tu quale brano fai, e io poi mi avvicino con il microfono alla tua chitarra e così ti sentiamo. Faccio un brano di Pino Daniele, si chiama Istocca e fa parte di un meraviglioso disco che penso che sia pietra miliare della musica italiana, Nero a metà, un disco uscito agli inizi degli anni 80, se non mi sbaglio, nell'81 proprio. E quindi siamo dentro al decennio di oggi. Siamo assolutamente dentro il decennio, ed era dedicato al grande cantante delle Showman, da cui ha presa ispirazione Ti vogliamo ascoltare Marcondiro, gli Stocca. Sei stocca, m'ambria che cacciava, ma gira capa, ma voglia parla. Sei stocca, a tristezza se ne va, o fine scende, ma poi finirà. Mi muoverò, toccando quello che non ho. Sorriderò, piangendo forse un po', ma faccio da me, io mi imbriaco per non pavere, ma
so che sbaglierò, ma senza guerra il resto non lo so. A se sto ca, a paura se ne va, si ma addormenterà un mescetà. A se sto ca, ogni tanto sa da fa, per tutto sto burdello che ci sta. Mi muoverò, toccando quello che non ho. Sorriderò, piangendo forse un po', ma faccio da me, che mi imbriaco per non pavere, ma so che sbaglierò, ma senza guerra il resto non lo so. Ma che bello! Marco Ondiro. Complimenti. Proprio con un bel graffio, l'ha fatta con un bel graffio vocale. Io non sono mai d'accordo quando si tocca Pino Daniele, è un fatto mio personale, però devo dire la verità. Sì, no, non bello. viene da pensare Sul serio? né a qualcosa che lo ricorda nel senso brutto, no, ma no, proprio diciamo a un una sua- omaggio di cuore sì, e proprio suo, particolare sì. suo. Sì. Molto carino tutto ciò. Vi ricordo, amici, che sono le 18:13 e siamo in diretta su Radio Italia anni 60 100.5 FM. Oggi in mia compagnia Gio Sarno, Di passaggio. che è di passaggio, perché poi lo diciamo perché questa birichina di Gio il 25 Mi dispiace, eh? non ci sono. Dovevi stare qui con noi per lo l'ultima so. puntata dedicata a Napoli, di cui lei Lo è so. praticamente Però vedi, ospite oggi fissa. anche di corsa, anche con una valigia a metà, nera a metà, valigia a metà, e verso anche la terra sua. Sono qui da te. Sei Vedi? venuta per salutare tutti gli amici che Ci ti hanno mancherebbe. seguita Sono in questi veramente mesi. contenta del successo avuto in queste 2 puntate con te. E non Sul finiscono serio. qua, Mi avete fatto venire voglia di rifare radio. Sì, e poi Vediamo, chissà. da settembre Chissà. riprenderemo anche l'appuntamento da fine settembre con la puntata mensile dedicata a Napoli. Ah, quello sì, quello sicuramente. Detto questo, sono le 18:14, io direi che è il momento di andare in pubblicità. Restate con noi. Ristorante Bruciapadelle, i migliori piatti della cucina italiana, accompagnati da un'ampia cantina di vini, ottimo rapporto qualità-prezzo e tante promozioni riservate ai nostri ascoltatori. Il ristorante Bruciapadelle è a Roma, in piazza Ippolito Nievo 13, aperto tutti i giorni. Prenota la tua cena al numero 06 58 13 860. E ci sei tu. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità.
e lasciano la scia, le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambiò il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare. Ancora con noi siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose. Portaci delle rose, nuove cose e ti diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai provare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia. È tutto Una lì. bellissima canzone scritta da Enrico Ruggeri, una canzone del 1987 che la Mannoia presentò al Festival di Sanremo e vinse il premio della critica. La storia di questa canzone, che è stata scritta appunto da io te la tolgo perché lei fa dei rumori molesti, cara Gio, in studio. Praticamente stavo dicendo, perché poi mi fai perdere anche il filo a favore delle notizie che sto dando. Allora, questa canzone è stata scritta da Enrico Ruggeri abbiamo detto. e Celso Valli è la produzione, e inizialmente Ruggeri l'aveva scritta al maschile, poi cercava una voce, aveva pensato a Fiordalisa, aveva pensato a Lena Bioncati e aveva anche pensato ovviamente poi a Fiorella Mannoia, che è colei che poi l'ha presa e la interpretò, è diventato quel suo, diciamo, Il marchio, cavallo di battaglia, cavallo certo. cavallo sì, di sì. battaglia, marchio di fabbrica. Sì, sì, sì. Volevo ricordare ai nostri amici che insieme con Gio Di Sarno e il sottoscritto c'è anche il nostro amico giovane cantautore Marco Ondiro, che abbiamo ascoltato nel suo brano a inizio puntata Amore Vero, molto carino, e poi ci ha omaggiato con un brano di Pino Daniele. Ne ha preparato un altro che tra pochissimo sentiremo, ma volevo ricordare anche a tutti coloro che sono all'ascolto sia in FM che sulla app Radio Italia Anni 60 Roma, dove potete ascoltarci e anche vederci in streaming, che alle 18:30, dopo la prossima pausa pubblicitaria, avremo un ospite, anche lui un artista, che ci chiama al una telefono novità. dalla Toscana. Hai capito? E Nord, faremo, sud, qua, centro. faremo una diretta telefonica con lui, sempre che riusciamo a prendere la linea, ci stiamo provando. A questo punto, Marco, due cose. Prima di ascoltare l'altro brano di Paolo Conte, che so che hai preparato per noi e che riguarda sempre questo decennio, volevo sapere, perché tu giustamente quando siamo al telefono mi hai detto, perché noi facciamo una radio vera qui, mi hai detto guarda Reo, mettiamoci d'accordo perché io poi c'ho una serata, devo andare a fare il soundcheck e tutte quelle cose bellissime che chi fa musica conosce. La E parte io- più bella. La parte più bella, la parte anche più faticosa se sì. vogliamo, però è la parte che insomma è quella del nostro lavoro, di chi fa musica. E io sono curioso anche perché vorrei che tutti quanti voi, credo che Marco tu sei un personaggio che va vissuto vedendoti. Beh sì, lo spettacolo di Marco Ondiro va assolutamente incontrato, perché Poi i dischi, la radio, tutto quello che vogliamo, però secondo me tu sei da vedere oltre che da sentire. sì, ma non soltanto io, diciamo, il Marco Ondiro è in realtà una band, sì. quindi anche i miei I collaboratori, tuoi i miei collaboratori. colleghi. Li vogliamo citare che non lo fa quasi mai nessuno? Certo, e sono Frank Ranieri, il bassista e polistrumentista. Dal vivo sono anche il tamburello, per esempio, in alcuni brani. A proposito di quel brano che abbiamo fatto prima di Pino Daniele, noi lo facciamo dal vivo in versione Taranta. Bello. E Peppe Sacchi, che invece si occupa di live electronics, sintetizzatori e anche fisarmonica. Ui. Quindi diciamo ci sta un po' di tutto. un connubio tra, come dicevamo prima, il mondo folk popolare. La curiosità mi italiano. ha fatto venire di andarlo a vedere. sì, E allora sì. venite questa sera, siete tutti invitati. Stasera tutti quelli che sono all'ascolto e poi
possono Ci incontriamo tutti quanti là. possono andare a Certo. vedere e sentire dove questa sera, Marcondino? Allora, il circolo in funzione in via Pietralata 157 sarebbe la sede dell'ex lanificio, un circolo di coraggiosi Musicisti? sì, naviganti, diciamo, dello spettacolo in generale, Esatto. perché c'è un grandissimo fotografo che si occupa della direzione artistica, Paolo Soriani, che salutiamo, e tutto uno staff di persone che lavorano per far bella musica, insomma, grande musica. A che ora inizia? Sul terrazzo dell'ex lanificio, quindi circolo in funzione alle ore 22 è previsto l'inizio dello Ok, quindi spettacolo. un po' Però prima per un prendere po' i prima per biglietti. fare un aperitivo, chi volesse, insomma, è un posto Sì. molto delizioso. Si tratta di una terrazza, insomma, che dà su Roma, quindi val sempre la vedere. pena. Vale la pena, anche Sì. perché Certo. con queste serate così calde. Allora, abbiamo detto dove sentirti e vederti questa sera, ma adesso vogliamo, per chi comunque è all'ascolto, offrire un altro brano, un altro omaggio che Marco ci fa qui in studio dal vivo. Questa volta parliamo di un altro grande autore, oltre che cantante e che musicista. Se non vado errato, Azzurro di Celentano l'ha scritta proprio lui, tanto per dire la più Esattamente, popolare. sì. Paolo Perché Conte. poi Lui insieme a sì, Pallavicini. perché poi lui, Paolo Conte, che adesso tu ci farai ascoltare in questo omaggio, lo volevo dire così per quei pochissimi che non lo sanno, è uno di quegli autori che, pur non rientrando nel concetto populista, però è popolare, perché vabbè, comunque certo. poi se fa delle canzoni come quelle che conosciamo, ha fatto anche Azzurro, che è molto più leggera, no? Si può essere al contempo uno e l'altro. Io penso, Marco, e con questo ti do subito la linea, tempo fa scoprì, non so se qualcuno, forse i più grandi se lo ricordano, un certo Enzo Carella fece un brano, Barbara, che era molto divertente, molto particolare. Lo sapete chi gliel'ha scritto il testo? Gli ha scritto Panella, che è l'ultimo di Battisti, l'ultimo autore sì, per sì. Grande quindi, filosofo. quindi pensate che stranezza, no? Tra un brano apparentemente non ma la sense, semplicità come acchiappa quello- più di qualsiasi altra cosa. come quello scritto per Enzo, Arriva e poi chiunque. dei testi criptati in un certo modo come quelli per l'ultimo Battisti a cui Varela scrisse. Non voglio andare oltre, diamo spazio alla musica, un brano di Paolo Conte, il titolo è? Il titolo è Fuga all'inglese Vai Marco. ed è contenuta nell'album Appunti di viaggio, un meraviglioso viaggio, quindi Vai. ascolto, Vai. vi consiglio anche l'ascolto. Ascoltiamo. Che ora fai? È un'ora inglese si va. Agguanta la mia mano e ce ne andiamo. Tanto di noi si può fare senza. E chi vuoi che noti mai la nostra assenza? Ragazza, tu sei bella ogni giorno di più. E non farti prendere dalla sonnolenza. Ci interessa o no questa conferenza? Sì che tanto il tempo passa anche sotto il sofà. Ma sì che il tempo passa sotto il sofà. Nemico numero uno di tutti gli aspirapolveri della città. E là chi lui tiene la sua accademia. Sotto lo sguardo vitreo dei bicchieri di boemia. Intanto il comune cambia colore a tramvai. Che tanto poi la gente ci prende confidenza. Sì, ma di noi si può fare senza. La 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 la. È tutto un grande addio, un giorno Gondra passerà, te lo dico io, col camion giallo porterà via tutto quanto e poi più niente resterà del nostro mondo. La fuga nella vita, chi lo sa? Che non sia proprio lei la quinta essenza. Sì, ma di noi si può fare senza. Che tanto il tempo passa anche sotto il sofà. Bravo Marco, bravo Marco. Grazie.
Ci ridici di nuovo il titolo di questa canzone? Il titolo di Paolo è Conte? Fuga all'inglese. Fuga all'inglese. E anch'io, per non fare il populista, ho fatto una canzone di un grande, anzi tra l'altro per par condicio direi anche, ho fatto un brano di un grande del sud, Pino chi sta Daniele, qua, e io di sto un qua. grande uomo del nord. E quell'altro, io sto qua e quell'altro che va via, uno che va e uno che Anche arriva. un grande chitarrista e un grande pianista, no? Ci Esatto, sei anche... uno che parla di qualcosa che abbia a che non fare mi col mondo. sparare. Torniamo tra Ok. poco, 18:30, restate con noi. E ci sei tu. Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile. Anche quando in casa è il posto più invivibile e piangi e non lo sai che cosa vuoi. Credi c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via di uscita c'è. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti e il mondo è raggiungibile. Anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida la nostra dignità, la forza della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende o chi le vende l'aldilà. E quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai, la forza della vita che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te. La forza della vita, Paolo Vallesi, e Paolo Vallesi adesso è in diretta telefonica con noi. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori, come state? Noi stiamo bene, io so che per un artista come te e tanti altri essere sempre identificato con la stessa canzone dopo un po' va anche un po' a noia, però è anche una cosa bella, dai, è una riconoscibilità, dai. Beh, Diciamoci insomma, la verità. diciamo che è sempre meglio di non essere ricordato affatto, ecco. Questo è vero, anche se chiaramente insomma chi mi conosce meglio magari conosce anche, ecco, questo è il bel rumore del treno, chi conosce meglio la mia produzione musicale magari conosce anche altre canzoni, certo. ed è normale così, però avere una canzone che in qualche modo è un manifesto è un qualcosa che in qualche modo ti gratifica, o Paolo, almeno a me gratifica molto, ecco. Assolutamente. Allora Paolo, prima di parlare delle ultime cose che stai facendo, sia a livello di produzioni, sia a livello di serate, di spettacoli, io, siccome eri con gli altri artisti per Radio Italia anni 60, insieme con Radio Italia anni 60 per Disabili di Pride domenica scorsa a Piazza del Popolo, volevo un attimino una tua riflessione, una sensazione che ti ha dato partecipare a questo evento. Beh, una bellissima idea, sicuramente
una cosa che è stata ben pensata, ben organizzata, e direi che insomma c'è un mondo che troppo spesso viene un po' lasciato da parte, e fatto delle persone in qualche modo hanno a volte bisogni diversi, e viviamo comunque generalmente in uno stato un po' di egoismo assoluto, perché insomma ognuno ha le sue problematiche che sono giuste, normali, e ognuno ha le proprie, e questo tende un attimino a volte un po' a cercare di dimenticarsi quello vicino a te, che è un discorso molto scontato, se puoi dire, ma in realtà No, ma è vero, è vero. È più vera da dire, in realtà puoi fermarsi un attimino a riflettere e pensare che insomma l'unione veramente fa la forza. È quanto di più vero c'è. Chiaramente sono stato invitato, credo e spero, soprattutto per le tematiche di alcune canzoni, la forza della vita sì, ma ancora di più proprio le persone inutili, che è un manifesto che parla proprio delle persone che comunque non stanno mai in prima fila, sono quelle a cui nessuno pensa, sono quelle che nessuno vede, ma sono quelle che poi in realtà sono le persone per cui vale la pena vivere. Sì, io credo molto in questi valori, e non lo dico solo perché sei in diretta con me. Anche la scorsa settimana, anzi 2 settimane fa, abbiamo avuto un'altra ospite che non fa musica ma però si interessa dei diritti civili, in questo caso delle differenze di genere sessuale, che è Francesca Vecchioni, figlia di Roberto Vecchioni. Quindi credo che in generale avere un occhio di riguardo serio, sincero, e soprattutto diciamo non di scontro ma di dialogo, anche se su posizioni diverse, per chi ha delle problematiche che poi magari non sempre sono, cioè disabile rispetto a che? Perché poi la domanda da porsi sarebbe sempre questa: disabile rispetto a cosa? Assolutamente, ma infatti proprio per quello, ecco, tutto questo non deve essere mai in un contesto né di pietismo, tantomeno di cercare di dare un proprio giudizio, ma proprio fare una festa insieme, perché poi è la cosa più importante, insomma, prenderla tutto in un contesto di festa e di allegria, perché questo è stato poi lo spettacolo dell'altra sera, dove alla fine la faceva da padrona alla musica, esatto, che poi come insomma rende veramente abbatte ogni barriera. Esatto. Poi se c'era uno slogan di questa manifestazione era proprio abbattere le barriere architettoniche, non solo, penso che la musica per questo sia veramente un'arte trasversale che riesce veramente a parlare a tutti. Tu l'altra domenica, io anche diciamo un po' della confusione del dietro palco, però ti ho ascoltato e ho sentito che hai anche questo progetto nuovo vicino ad un'altra voce femminile. Ce ne vuoi parlare un attimo, Paolo? Vabbè, che non è neanche un progetto così nuovo, perché fa parte, diciamo, a questo duetto che ho realizzato insieme alla cantautrice Amara, che poi ha visto la sua diffusione sul palco dell'Ariston, non questo Sanremo, ma lo scorso Sanremo, in qualità di ospite a quel festival dove abbiamo presentato questo brano Pace. In genere questa è stata un'esperienza molto bella che spero duplicheremo e replicheremo presto in futuro, ma nel frattempo, diciamo, la mia attività non è quella solo di cantante o cantautore, ma insomma soprattutto in questo periodo di produttore musicale, e insieme a Nazionale Cantanti è stata formata un'etichetta musicale che si occupa poi di produrre e di dare spazio a giovani artisti, e insomma mi piace. E ce n'è uno qua, proprio... lo sai Paolo, che ce ne abbiamo uno in studio. Abbiamo Marco Ondiro, che non so se tu hai mai sentito, conosci, ha fatto un bel pezzo che abbiamo mandato a inizio programma che si chiama Amore Vero, e poi addirittura ci ha omaggiato per lui con 2 brani particolari, uno di Paolo Conte e uno di Pino Daniele. Dimmi se sei d'accordo con me in questi 2-3 minuti che ci sono rimasti di tempo. Io ho detto a Marco Ondiro, o comunque lo dico adesso con te insieme, che l'importante per un ragazzo, per un giovane artista che si affaccia a questo mondo oggi così diverso da quello di 20-30 anni fa, anche per i canali, no? di che sono diversissimi, no Paolo? Sì. È importante la riconoscibilità, non assomigliare se non a se stessi, a nessun altro, sei d'accordo? Ma sono assolutamente d'accordo, perché comunque la personalità e l'originalità è quello che ci distingue dagli altri, ormai come in un'arte della musica che in questi anni si è veramente massificata a livello di offerte, cioè l'unico modo per diciamo anche distinguersi è fare quello che ci riesce a fare meglio, senza pensare se è la moda del momento o no, perché quando vai a scimmiottare o copiare cose che già altri fanno, probabilmente arrivi secondo o terzo, perché gli altri la fanno meglio di
stesso, esprimi la tua arte e la tua personalità al massimo, magari ci sarà un periodo in cui nessuno ti considera, ma prima o poi magari alla lunga prende il sopravvento. Per cui si fa musica soprattutto per se stessi, perché ci fa essere delle persone migliori, perché ci fa essere più felici, e poi se gli eventi della vita, tra cui anche la fortuna, che non c'è mai da escludere, ma anche la tenacia e voglio dire la tigna, come si potrebbe dire, la tigna, un termine toscano ma che conosciamo in tutta Italia. Che si conosce bene, e devo dire questo poi porterà sicuramente. Guarda, Marco Ondiro è qui, tu non lo vedi, ma è qui e sta annuendo. Vuoi dire qualcosa, Marco? Innanzitutto saluto Paolo e gli faccio i complimenti per tutta la tua carriera. Lui è del Salento, Marco, vero? Tu sei del Salento? No, io sono calabrese. Sei calabrese, però sono mezzo calabrese, in parte enopeo. E di Rende, parliamo di Rende. Abbiamo anche Gio Di Sarno qui. Ciao Paolo. Tutti artisti oggi. Ciao. Io saluto tutti. Paolo, è stato un grande piacere. Rende secondo me, insomma, comunque cos'è? Un saluto a calabresi, a non calabresi. Paolo, una cosa al volo prossima dove possiamo venirti a sentire o vedere o qualcosa del genere, dici. Guarda, farò quello obiettivamente dice sui social, sul mio profilo, sia Instagram che sul sito, ci sono tutte le date aggiornate. Adesso mi sembra che la prossima settimana siamo a San Vincenzo, provincia di Livorno, poi andremo giù, però ci sono tutte allora andate sulla pagina ufficiale di Paolo Vallesi, sia su Facebook che sul sito, immagino. Chi ci ama ci segua, e tanto quando io ti voglio tanto bene, ci conosciamo da tanti anni e sei sempre nel mio cuore. Quando vieni a Roma sentiamoci e vediamoci, Paolo. Va buona bene? Serata e buona musica. Grazie, ciao Paolo. Ciao. E ci sei tu. In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista gli ho volato, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia m'è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no, non c'è. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Attento, lei lunga la sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai? Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. Ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no, non c'è. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Attento, lei lunga la sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che
Che idea? Ma quale idea? Sei tu, Gio, ma guarda che sei idea, uguale. Che Dovresti idea? rifare questa cover. Ma l'hanno già rifatta i Flaminio Mafia, amici, No, però tra tu l'altro. sei proprio lui, se metti un cappello, un Cappellino, borsalino. poi sei magari lui. vado a fare anche quella del supermercato, sempre che mi sembra che l'aveva fatta lui, l'aveva scritto lui. Quella di Mina. Ah, sì, sì. Te la ricordi? La pasta ce l'ho già. C'è non rimasto l'avevo- pochissimo tempo prima di andare Certo. al termine, come sempre, e quindi, visto che il tempo è tiranno, come dicono quelli che parlano bene, noi passiamo subito, visto che abbiamo la fortuna di avere Marco Ondiro con la sua chitarra, a fare questo piccolo omaggio dal vivo, perché giustamente Ma noi ce lo andiamo a vedere adesso. Marco certo, Ondiro. no, questa sera no, ma No? prossimamente sì, perché Ma dai, ci andiamo pure vabbè, Ma andiamoci sì, pure facciamo un stasera. po' da una parte e un po' dall'altra. Facciamo un po' di qua, un po' di là. Allora, Se non venite facciamo voi, gli altri potranno venire al circolo quella in funzione. Assolutamente. Allora facciamo questo piccolo accenno di Paolo Conte, dai, la classica, quella vieni via con me, vai, proviamo un attimo, vediamo che succede, Dai, Gio. Via, via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. He's wonderful, he's wonderful, he's wonderful. You're like my baby, he's wonderful, he's wonderful, he's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Boom, 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 boom. Che bella sempre. È carina sempre. Paolo Conte, insomma, non stiamo parlando di cosettine così, Allora, siamo alle 18:52, io voglio fare due cose assolutamente. Innanzitutto mandare, anche se non è presente, un grande saluto al padrone di casa, che è Vincenzo Capua, che è in rotazione Ciao, con la sua Mille buone ragioni, singolo nuovo, video nuovo, che sta andando molto bene, quindi in bocca al lupo al nostro Vincenzo, che comunque la prossima settimana sarà di nuovo presente in studio per l'ultima settimana di questa stagione prima della pausa estiva. Quindi un saluto a Vincenzo, un caro saluto anche al nostro Diego Di Curzio, chitarrista mio fido, Dieguccio, che non c'è perché era in viaggio, in Per uno ritorno spettacolo, dall'Ago di anche lui. Gara, anche lui Che bello, i tour. E poi volevo ringraziare come sempre Marco Salvatori di Humor Music, che è lo studio di registrazione che cura e mette su YouTube ritoccate, per quanto riguarda le parti cantate, con un pizzico di effetto, tutte le puntate di questa trasmissione del mercoledì E ci sei tu, le canzoni del cuore. Quindi Marco, anche tu tra una settimana circa sarai su la nostra pagina. Sarai ritoccato. Basta che non mi rifà. No, non ti rifà, ti ritocca soltanto. Fatto questo saluto a Marco, volevo di nuovo ricordare che questa sera chi volesse può andare a sentire e a vedere il nostro Marco Ondiro. Dove, Marco? Al circolo in funzione in via Pietralata 157, dalle 9 in poi vi aspettiamo per un aperitivo insieme. Bisogna andare anche per la location, per lo spettacolo. Mi ha incuriosito come proprio. Guarda, è la prima volta che come Marco Ondiro suoniamo su una terrazza, quindi Aia. sono veramente eccitato. Noi siccome abbiamo un altro impegno, però facciamo un po', guarda. Vedrai sì. Che lo tiro per il collo. Poi approfitto, proprio perché lo hai in qualche modo anticipato tu adesso, volevo ricordare, perché devi sapere, Marco, che noi, anche trattando dei decenni che comunque fanno parte della storia della musica italiana, quindi 60-70, 70-80, 80-90 e una volta al mese Roma e Napoli con Bebba, Roberta Albanesi per quanto riguarda Roma e con Gio Sanno per quanto riguarda Napoli, cerchiamo anche di dare spazio a te e a tanti altri artisti che magari per alcuni canali fanno un pochino più fatica a far sapere quello che fanno e dove possono le persone. Perché spesso quei canali che dici tu propongono sempre le stesse cose. Invece guarda che belle realtà. È vero. Non lo dico perché sei qua, avrei detto un'altra cosa. Molte grazie. Non mi mancano di dire scemenze, le dico talmente tanto, non tu nemmeno. Però veramente oltre a Marco, che questa sera ci ha detto dove possiamo e dove gli amici in ascolto possono andarlo a vedere e sentire, questa sera c'è una nostra altra amica collega che si chiama Nadia Natali, che fa un bellissimo spettacolo concerto, proprio esattamente spettacolo concerto, dedicato a Roma, vissuto con grande passione perché la sua è una personalità e una voce di passione, che si chiama Decore, questa sera al Billions Village a partire dalle ore 20:30,
a via Sette Bagni 716. La nostra amica, e noi saremo lì almeno per un po', poi magari ci sposteremo da Marco, Nadia Natali, questa sera con 14 classici della canzone romana inframmezzati da parti recitate per un racconto corale ed emozionante. Decore, questa sera al Billions Village. Nadia Rinaldi. Mi fai spendere una parola per gli spettacoli poco conosciuti? Nadia Natali, scusa, perché ho detto vabbè, Rinaldi sì. che è un'altra amica. Sei stanco, oggi è una giornata impegnativa e fa caldo. Abbiamo proprio un attimo, sì, per dire, andate a vedere gli spettacoli di persone che non conoscete, altrimenti poi dite sempre che vi propinano le stesse cose, magari gli artisti, quelli che escono dai talent, non sono bravi, le dite di tutti i colori. Poi quando c'è uno spettacolo con una persona semi-conosciuta o sconosciuta non andate, invece dovete essere proprio voi, è il pubblico che cambia le cose. Io ringrazio quello che hai detto, perché è giusto, ti applaudo Marco Ndiro. Io ringrazio Gio Di Sarno che ci saluta per la pausa d'agosto. Buona vacanza Gio, tornerà con noi pausa, vado. a fine settembre. Ringrazio Marco Ndiro. Grazie mille, buona estate con amore vero. Esatto, ti seguiremo anche tanti altri amici e tante realtà nella prossima stagione, ma non è finita qua, perché il sottoscritto, ovvero Reo Confesso, insieme a Vincenzo Capua e a Diego Di Curzio, torna la prossima settimana con un doppio appuntamento per Roma con Roberta Bebba Albanesi e per Napoli senza nessuna, perché Gio è insostituibile. Grazie a tutti e rimanete sulle frequenze di Radio Italia anni 60 100.5. Ciao. And she said to